lei. Cioè. Sì. Eccoci qua. Allora, parlavamo di immigrazione e soprattutto delle modalità che voi proponete nell'accoglienza, perché poi le soluzioni sono diverse. Voi avete un progetto, avete un'idea specifica da proporre o avete anche un dialogo aperto con il governo per questo? Cioè, giusto per spiegare ai nostri telespettatori eventuali obiezioni che possono essere fatte. Noi abbiamo un progetto con il quale ci stiamo confrontando con le varie forze in campo. In modo particolare ci stiamo confrontando certamente con il governo, ma intendiamo confrontarci con la Regione Veneto, con gli enti locali, perché noi sosteniamo per esempio che una politica di accoglienza non può assolutamente essere svolta attraverso i grandi hub. Abbiamo visto tutti che quello di Bagnoli, abbiamo visto tutti che quello di Conetta, di Cona, non funzionano, perché prendere 1800, 1500 come è successo a Cona e metterli dentro in una struttura non ti permette assolutamente di svolgere una politica di accoglienza. Per noi politica di accoglienza vuol dire intanto poter beneficiare di queste forme estese di collaborazione, tra l'altro con gli enti locali, eccetera. La nascita degli SPRAR a livello comunale, per esempio, ti permette di intervenire, perché questa gente che arriva intanto ha bisogno della lingua, ha bisogno della lingua. Quindi corsi di forma di inserimento. Poi tra l'altro scopriamo una cosa, che proprio perché le dicevo prima che c'è anche dell'alta scolarità su quelli che arrivano. Loro parlano l'inglese, noi non parliamo inglese, per cui non ci comprendiamo, per cui non solo c'è la loro lingua madre, ma loro conoscono l'inglese, i nostri non conoscono l'inglese e di conseguenza questo diventa un fenomeno di incomunicabilità. Di conseguenza c'è un problema del ruolo dell'insegnamento della lingua, dell'insegnamento anche di quelle che sono le regole che noi abbiamo nel nostro paese di convivenza. Per cui c'è una politica di formazione che deve essere fatta nei confronti di questa fetta di popolazione. Poi c'è il problema che diceva lei, però io la invito a riflettere veramente su un punto. Le statistiche dicono chiaramente che l'effetto della presenza dei richiedenti asilo non ha in alcun modo nel nostro Paese elevato il livello di criminalità, il livello, diciamo così, di presenza nelle carceri, perché rarissimi sono stati i fenomeni che abbiano coinvolto questi ragazzi, questi giovani lavoratori. Per cui c'è un problema che deve essere, come dire, ragionato per quello che è, che va supportato, perché non può essere che le forze dell'ordine dicono che il livello di criminalità non è aumentato e io e lei, che siamo due cittadini che fanno altre cose, siamo qui impauriti, perché è vero, sono diversi rispetto a noi, ma posso dirle per esempio che nel nostro paese, in Italia, la statistica ti dice sempre con la Fondazione Moressa che sembra che il 30% della popolazione siano immigrati, quando in Italia la realtà ti dice che è al 7%. Ti sembra possibile che in Italia si pensa che questi immigrati siano musulmani e non cattolici, e poi andiamo a vedere, è vero, qui sull'Italia si dice chiaramente, è vero che i musulmani in Italia sono il 4%. E tutti pensiamo che siano di religione, è vero, musulmana, tant'è vero che la rilevazione di Moressa dice che il 20% degli italiani pensano che questi siano musulmani. E invece io trovo la spiegazione, per esempio, anche del perché dell'intervento così pressante da parte della Chiesa, da parte del Papa, perché capisse perfettamente bene che quella, dal punto di vista religioso, è gente cattolica che parte dai loro paesi, è vero, con un'altra religione, eppure sembra che tutti quanti siano musulmani. Allora ecco perché io dico, il fenomeno va analizzato per quello che è. E questa è la ragione per la quale noi diciamo, se c'è un fenomeno di paura, bisogna conoscerci meglio.
bisogna contagiarsi, bisogna ragionare con questa gente, non tenerli a lato perché. Perché poi questa è gente intanto duttile e disponibile. Perché io vedo che dove per esempio le scuole si sono aperti, i ragazzi frequentano le lezioni. E il volontariato nel nostro Veneto è diffusissimo, con gli insegnanti in funzione, ma anche con i pensionati. Gli insegnanti pensionati nostri sono quelli che fanno i corsi serali di pomeriggio, perché è vero, tu capisci bene che non si può non insegnare la lingua a questa gente. Anzi, allora c'è una forma di volontariato, vede, che è molto diffuso. Per cui ci stiamo domandando in questi giorni, siamo un popolo di razzisti, noi veneti, noi italiani? Io arrivo al punto di dire che del razzismo c'è e lo vedo, le manifestazioni di Portogruaro dove io abito, altre manifestazioni da parte di Casa Pound, di Forza Nuova, l'ho visto pure. Ho visto a Portogruaro arrivare gente da Treviso, per esempio, per venire a fare le manifestazioni, perché i portoguaresi sono di altra natura, di altro impasto. Ora, il punto vero qual è? È che noi denunciamo questi fenomeni di razzismo. Io escludo che il popolo italiano possa essere considerato un popolo razzista, perché vedo che se i comuni sono al palo, perché solo il 30% dei comuni veneti hanno dichiarato la disponibilità di adoperarsi come istituzioni per l'inserimento, il 70% ancora no. Di conseguenza è anche colpa nostra se esiste Cona, se esiste Bagnoli, perché lì si continua a dire anche da parte delle prefetture che se i comuni li prendessero, se tutti i 540, 580 comuni che abbiamo nel Veneto prendessero un gruppo di ragazzi, sa che cosa succederebbe? Che ce ne sarebbero 5-6 per comune, non grandi agglomerati, 5-6 per comune. Noi non siamo in grado come popolo veneto di farcene carico. Questo è il punto. Di questi ragazzi che poi tra l'altro lei denuncia che delinquono, le ripeto, questo non è il dato che noi abbiamo, ma sono dei ragazzi che ti chiedono una cosa: fateci lavorare. Esatto, quello è l'altro problema. Allora, no, ma sono un problema, signora, dobbiamo essere molto chiari anche qua. Cioè, c'è lavoro in Lavorano Italia? Questi ragazzi? Una parte di questi ragazzi lavorano. Io ne conosco moltissimi che lavorano. Però, se andiamo a vedere, c'è la tendenza di collocare il lavoro di questi ragazzi non sulla base delle loro professionalità o delle loro conoscenze, ma nei lavori più umili, per cui nelle cucine, negli alberghi, in alcune aziende artigiane. L'altro ieri 4 ragazzi di Portogruaro sono andati a lavorare in quelle aziende che fanno la cernita dei rifiuti ferrosi e compagnia. Sono ragazzi che vanno a lavorare nelle nostre campagne e come vengono pagati? Come vengono retribuiti? Di conseguenza c'è un pericolo che di questo fenomeno, di queste presenze, ci sia un approfittarsi da parte anche di imprenditori, come dire... Oppure il contrario, che vengano fatti venire proprio per questa ragione. Che ti dice: ah sì, io avrei bisogno, ma tu sei di colore nero e io non ti prendo, perché è successo anche questo in quel di Caorle, per esperienza diretta le sto parlando. Di conseguenza sono fenomeni che io spero anche che i mezzi di diffusione di massa, la televisione, è vero, qui noi oggi contribuiamo, come dire, a rasserenare l'ambiente e contribuiamo a ragionare su dei fatti concreti, Benissimo. C'è qualcosa da aggiungere, Rosanna Bettella? Sì, no, nel senso che sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Danilo. Il problema è che si cerca sempre e si fa sempre di tutta un'erba un fascio. Non si sa distinguere tra i profughi che arrivano perché c'è la guerra, perché c'è tutti quelli che ci sono qua anche da anni e che hanno avuto, perché poi non bisogna mai dimenticare che ci sono state ben 7 sanatorie rispetto agli stranieri presenti in Italia, perché tutto il problema della clandestinità è quello che crea il problema, perché quando uno è clandestino e irregolare e non può emergere, non può come dire, trovare casa, non può avere un lavoro eccetera,
poi è quello che viene reclutato dalla malavita organizzata e magari gestita dai nostri. Allora anche questo è una parte del fenomeno che va assolutamente governato, che va assolutamente, se c'è uno che delinque va assolutamente perseguito. Abbiamo le leggi che vengano fatte, ma la stragrande maggioranza degli stranieri, di quel 7% che la Fondazione Moressa ha detto che ci sono di presenza straniera in Italia, sono persone che lavorano, che sono dentro le nostre case, nelle nostre aziende, che sono anche imprenditori perché aprono Rosanna Bettella, io non penso che il problema sia relativamente allo straniero, all'immigrato, io non ho mai sentito parlare. L'inserito non è un problema, il problema che si pone in Italia adesso, e quindi questione immigrazione, non è la persona che ha un lavoro, nessuno neanche si accorge se in azienda ha il colore giallo, nero, blu, ma ecco, il problema si pone nei confronti di masse di persone che sbarcano, arrivano da paesi che non troveranno un'occupazione perché non ce n'è, aspetta un attimo, e che arrivano e vengono mandati negli Abera, quello è il problema. Non si parla adesso della badante anziché della famiglia che ha lavoro o del medico laureato di colore nero, cioè per carità del Signore, ma dove stiamo non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di queste masse di ragazzi. Io quando dico immigrati adesso questo è il tema, secoli fa, 10 anni fa, 15 anni fa le situazioni erano diverse, tra l'altro solo 15 anni fa c'era un problema diverso, non c'era stata la crisi, c'era bisogno di manodopera, urgente bisogno, per cui venivano e trovavano, era bene. Adesso è cambiato tutto. Io dico questo, quindi il tema adesso, quando si parla di immigrati, propriamente o impropriamente che sia, parliamo di queste persone, non stiamo parlando neanche di immigrati dell'Europa in senso esteso, quindi questa è la questione, perché altrimenti sembra che l'italiano sia razzista, quando invece l'italiano è molto accogliente. Quelli che arrivano con i barconi vanno a finire o negli hub, o nelle situazioni di protezione, fino a che non c'è un'indagine. Questi non sono quelli che trovi alla stazione a spacciare droga, non c'entrano proprio niente con quelli. Quegli altri sono entrati in altro modo, fanno parte della criminalità organizzata e come tale vanno perseguiti, no? Ma che è inutile continuare a chiamarli, come dire, identificarli, gli stranieri e farne appunto tutti uguali, no. Quelli che sbarcano con i barconi entrano dentro un percorso, perché bisogna riconoscere se possono fruire dello stato di rifugiato, no? Sono periodi lunghi, quindi troppo lunghi periodi, certo, ma bisogna accorciarli assolutamente. Cerchiamo di abbreviare le leggi. E questo è un dato di fatto. Ma quelli non sono... fa paura, perché ne vedi 1000, magari tutti di colore scuro, no? In un piccolo paese, certo che impressiona. Da tutti i maschi, insomma, ma non è che sono... poi, Chiara, può anche succedere il caso è successo, no? Cos'è che hanno parlato di uno stupro, eccetera. Certo che tra 1000 persone, ma anche se mettiamo 1000 persone italiane tutte insieme in un posto del genere, no? In cui non ci sono le condizioni veramente igienico-sanitarie adeguate, certo, no? Vanno educati, questo è un aspetto, perché con l'educazione c'è tutto un percorso culturale di bisogna crescita. Veramente capire bene di cosa si parla e quale settore o quale parte vogliamo affrontare. Però, come diceva Danilo, la convivenza, l'integrazione, gli stranieri che sono nelle nostre aziende, nelle nostre case, il laureato, il medico straniero, ma anche l'operaio, la badante, eccetera, fanno parte ormai della nostra vita. Non lo si discute però guarda neanche. Che anche rispetto a questi, anche qua, perché c'è una strumentalizzazione del tema straniero, no? Del tema, per cui ci portano via le case, ci portano via il lavoro, bisogna capire se il lavoro della badante, per esempio, adesso con la crisi, perché c'è stata una crisi grossa, no, nel nostro paese, anche alcune donne italiane hanno scelto di fare questo lavoro, ma non c'è... No, ma infatti non c'è e sono come contente, dire, e sono contente le signore che riescono ad avere la badante e poi italiana. Teniamo presente che abbiamo bisogno di questi lavoratori, giovani soprattutto,
che fanno figli, che portano qua le famiglie. Infatti importantissima è l'integrazione e che si costruiscano la loro famiglia, che facciano figli, no? Perché è così che entrano poi nel tessuto entrano sociale, nel tessuto sociale e quant'altro. Ma sono anche una risorsa per noi, perché siamo il paese che ha la denatalità più bassa molto di alta. tutti quanti, e questo non è un indice di benessere, anzi di forte declino, e quindi se non troviamo delle risposte a questo fatto, lo diciamo, sono in crisi. Soprattutto gli anziani, le nostre pensioni. Se non ci fossero i contributi dei migranti, le nostre pensioni non sarebbero allora assicurate. Bisognerebbe il fenomeno guardarlo a 360 gradi. Perfetto, allora questo è servito un po' per vedere un po' la posizione e per dare delle aperture. Noi andiamo in pubblicità rapidamente, poi abbiamo ancora 10 minuti, dedicheremo alle novità delle pensioni, dobbiamo affrontare anche questo e ovviamente vediamo se abbiamo tempo per parlare anche delle truffe tra poco.